Buona giornata, bentrovati, benvenuti, un'altra settimana. Avevamo detto, ci eravamo lasciati prima del weekend, augurandoci di ritrovarci la settimana passata, la settimana dopo, vi dicevo, con novità. Novità non ce ne sono tante sotto il profilo del coronavirus legato al mondo dello sport, ma insomma qualcosina c'è e quindi vi racconteremo quello che è successo nel weekend. Vi ricordo www.venetoglobe.com, la nostra web TV, poi c'è la nostra radio web, la web radio VG Radio e naturalmente il canale sportivo abbinato a Veneto Globe, ovvero streamingsport.it. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, ci potete captare e vedere ogni sera alle 19:40, 19:45 circa nella prima edizione, poi in replica nella seconda parte di serata e nella primissima parte della mattinata sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. E allora andiamo a vedere subito le principali notizie. Emergenza coronavirus, dicevamo nel sommario, rivolta contro la Lega Calcio, tutti contro tutti, durissimo anche il ministro Spadafora. Prende così l'ipotesi di far slittare il calendario e giocare le partite rinviate il prossimo weekend, con Juve-Inter fissata per il lunedì 9 marzo, forse ancora a porte aperte oppure a porte chiuse. Si dovrà decidere questo. La Serie A intanto, in attesa di riprendere a pieno regime, ha visto il 7-2 dell'Atalanta rifilato a Lecce ed il 4-3 della Roma sul Cagliari in Sardegna, rinviate tutte le altre gare. Andiamo alla Serie B, dove in campo nuovamente domani con queste gare per le venete e le friulane ci si affronteranno Cosenza Cittadella, poi Pordenone Juve Stabia, si giocherà alla Dacia Arena di Udine, Salernitana Venezia, mercoledì 4 marzo, poi scenderà in campo l'Ascoli che affronterà il Chievo. Novità in casa Chievo perché è saltata la panchina di Marcolini e al suo posto arriva Aglietti. L'anno scorso era in Serie A con il Verona, l'altra sponda veronese. Dallo sci ancora gioie con la Brignone che vede saltare la combinata di Les Tulles e così si prende la prima sua sfera di cristallo. Complimenti. Il coronavirus però spaventa e minaccia le tappe finali dello sci, del circo mediatico riferito appunto allo sci. Nel biathlon emergenza coronavirus che mette in allarme qui Dorotea Virer che rischia addirittura lo stop perché potrebbe essere bloccata con le gare in paesi europei che potrebbero decidere di bloccare gli italiani. Sara Cardin, ancora lei, rinasce a Salisburgo in Austria dove riesce a vincere la tappa di Premier League al termine di una finale incerta e molto combattuta. Il cammino per Tokyo a questo punto si fa meno impervio per la trevigiana che può sperare. È stato un weekend positivo perché anche Mattia Busato nel kata si è matematicamente qualificato per le Olimpiadi di Tokyo. Anche nel basket problemi legati al coronavirus. Mercoledì dopodomani la Virtus Bologna è attesa in Turchia, ma la Turchia, lo ricordiamo, ha chiuso i confini agli italiani. I turchi non vogliono giocare in campo neutro, era stato proposto Lubiana, loro hanno rifiutato. Sono 6 le squadre italiane impegnate in Coppa. Domani in Eurolega Brescia-Venezia si gioca a porte chiuse come Milano-Real Madrid. Partizan Belgrado contro Aquila Trento ed infine in Champions 16esimi di finale mercoledì tra Sassari e Burgos. La MotoGP nel caos totale perché ieri c'è stato il divieto di entrata per italiani e giapponesi in Qatar. La gara è stata cancellata, quindi avete sentito che insomma è stato un weekend piuttosto incandescente. I mondiali maschili e femminili di ciclismo su pista si sono conclusi senza medaglie nell'ultima giornata, in compenso però bilancio positivo che colloca l'Italia al quinto posto finale nel medagliere.
mentre nelle due ruote del ciclismo è diventato un caso politico vero e proprio l'isolamento forzato negli hotel di Abu Dhabi della carovana al seguito dello United Arab Emirates, il tour corsa sospesa tra l'altro per sospetto di coronavirus, e abbiamo detto sospetto. La maggior parte del club fortunatamente sono riusciti a ripartire e arriveranno e ritorneranno in Italia o nei loro paesi d'origine. E adesso le notizie con l'abbinamento di un filmato. Il Benetton in Pro 14 attende di sapere se potrà partire, ma sembra proprio di sì, alla volta del Galles di Newport giovedì per giocare poi venerdì alle 20:30, 20:35 circa, vi dicevo, a Newport contro i Dragons. Il Benetton potrà contare su 3 rientri dalla nazionale. Attenzione, perché alla Ghirada si è visto soltanto Lazzaroni quest'oggi, che è reduce da un brutto colpo allo zigomo, una frattura, speriamo di no, però potrebbe essere una frattura, mentre Zani, Pettinelli e Ruzza ancora non si sono visti alla Ghirada. Sentiamo comunque il preparatore atletico Giacomo Vigna, che ci spiega come ci si è preparati per giocare contro i Dragons. Sì, è un periodo un pochino più complicato per la vicissitudine degli eventi che ci stanno un po' attraversando. Abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo cambiato qualcosa prima della presunta partita con Dragons, che poi non abbiamo fatto, e dobbiamo cambiare ancora un pochino questa settimana, però insomma il focus rimane sempre su una partita che al momento c'è, quella della settimana prossima. Ma in sostanza le sedute, soprattutto in sala pesi, non cambiano di granché, forse aumentiamo un pochino alcune situazioni, i volumi che possiamo proporre, proprio perché non abbiamo l'obbligo della partita a 4 giorni, 3-4 giorni di distanza, ma quindi abbiamo una finestra dove poter riempire un po' e mettere un po' più di volume. Per quanto riguarda la parte in campo, ci muoveremo in maniera diversa già da oggi pomeriggio per andare a lavorare un pochino più sui volumi e sull'intensità questa settimana, per essere un pochino più disponibili la prossima, dove è prevista la partita. Sta di fatto che è un modo un po' particolare di lavorare per tutti. Sì, è una sfida, è un modo nuovo, ma siamo pronti a risolvere i problemi quando arrivano, insomma, dai. Ci sono dei problemi anche maggiori, forse proviamo ad adattarci e a lavorare così. Comunque abbiamo provato a mettere un po' di lavoro nella settimana in cui avremmo dovuto giocare con Dragons, abbiamo provato a fare una partita interna tra di noi con un alto ritmo, forse non un grandissimo volume, ma un alto ritmo di gioco, e secondo me è stato un bene averla potuto fare e averla fatta. Dalla partita di Cardiff ci sono stati dei segnali positivi, perché il primo tempo abbiamo visto ragazzi molto pimpanti, molto in forma, e dobbiamo dire che la seconda parte della partita c'è stato qualche piccolo problema di vario genere, forse anche qualche problema fisico su alcuni giocatori, non su tutti. La difficoltà è sempre portare la rosa a un equilibrio fra giocatori, quindi chi aveva giocato di più o aveva un trascorso nei mesi precedenti si è visto, chi era un pochino più in carenza di campo per qualche motivo, qualche vicissitudine, infortuni passati o quant'altro, forse ha subito un pochino in più il ritmo, la partita, il campo sintetico, tante cose, e quindi analizziamo questo con calma e ci lavoriamo su. Non è semplice neanche mentalmente trovare la concentrazione. Sì, mentalmente è un pochino più complicato, si sa, però fa parte del nostro lavoro e del lavoro di tutti i giocatori, saper gestire momenti in cui attivarsi di più e in cui rilassarsi un pochino, e quindi dobbiamo essere pronti a questo, non dobbiamo nasconderci dietro a questo alibi. Era Giacomo Vigna, preparatore atletico del Benetton Rugby, pronti a risalire in aereo per andare a Newport. I titoli dei quotidiani trevigiani oggi su Imoco Volley Conegliano portano le dichiarazioni di Santarelli, il tecnico, che ha detto che il coronavirus, è stato un alleato dell'Imoco Volley Conegliano, in quanto ha permesso di svolgere allenamenti importanti e fondamentali in questo momento della stagione. In pratica hanno ricaricato le pile le Pantere. Mercoledì anche per loro si riparte con la Champions e si vola a Stoccarda, poi resta il campionato con 3 gare da recuperare: 18 marzo, 1 aprile e 4 o 5 aprile.
Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza domenica si prospetta la trasferta di San Donà di Piave per il derby molto sentito che potrà dire molto sulla volontà di fare bene del Motta di Livenza. La TVB De Longhi, l'altra squadra trevigiana, questa volta siamo sul basket, dovrebbe riprendere a giocare anch'essa dall'8 marzo a Pesaro, sarà da verificare e capire se a porte chiuse oppure aperte. Ritorniamo al calcio dando un'occhiata alla Serie C perché ci sono state tutte le gare rinviate nella giornata che avrebbe dovuto svolgersi tra venerdì, sabato e domenica. Ora le gare sono state rinviate al 14 aprile, si torna in campo sabato 7 marzo con Ravenna Virtus Verona, domenica 8 marzo Lanerossi Vicenza Arzignano, derby questo, con il Lanerossi Vicenza capolista, San Benedettese Padova e Triestina Fermana. Per la Serie D sono state rinviate anche qui 38 partite, nessuna gara disputata nei gironi A, B, C e D. Da decidere le date dei recuperi, salta anche il turno infrasettimanale di mercoledì, di dopodomani. Nel girone C, quello che ci interessa più da vicino, c'è sempre in testa il Campodarsego con 54 punti. Da domenica si ritorna al calcio giocato anche nei campionati minori e si ripartirà esattamente da dove ci eravamo fermati, dall'ottava del campionato, d'ottava del girone di ritorno del campionato, a partire dall'eccellenza, dalla promozione prima, seconda e terza categoria. In eccellenza continueremo con il nostro girone B, che è quello che seguiamo da vicino. In promozione, attenzione, lo Pitergina in testa con 55 punti. Ci sono novità in casa del Ponzano, dove vi dicevamo prima del weekend era saltata la panchina del tecnico Silboni, con lui se ne sono andati anche il direttore sportivo Enrico Vanin e tutto lo staff tecnico, quindi cambiamento completo in casa Ponzano. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento informativo sportivo, noi ci risentiamo domani, speriamo con notizie più confortanti, più belle su questo virus, ormai maledetto virus, coronavirus. Buona giornata.